spiace constatare però che il tema desti poco interesse sia da parte dell'Aula, che vedo i banchi mezzo vuoti, sia da parte della Presidente, che oggi è assente. Ricordo il Presidente che è il commissario per l'area di crisi industriale del SIN di Trieste. Abbiamo presentato una mozione per chiedere che vengano rispettati gli impegni presi dalla Presidente Serracchiani e dal Sindaco Cosolini, che un anno fa avevano detto che se l'area a caldo della Ferriera di Trieste avesse continuato a inquinare avrebbero portato avanti la chiusura di questa parte dello stabilimento. Nonostante i drammatici risultati ambientali, lo ricordiamo, 142 sforamenti nel 2015 rispetto ai 35 consentiti, e nei primi mesi del 2016 25, il triplo rispetto alle altre centraline poste un po' più lontano dallo stabilimento, il centro-sinistra ha bocciato questa mozione e continua a limitarsi alla politica degli annunci, non mantenendo nessuna delle promesse fatte, continuando a prendere in giro i cittadini. Se la Ferriera di Servola, nell'area a caldo, libera benzopirene, il benzopirene produce il cancro del polmone. E allora qui non si può discutere se sfora, non sfora o d'altro. Vediamo una verifica tra un anno, perché la gente continua a morire. Dopo aver sentito gli interventi dei colleghi di Piazza e De Anna, che mi hanno profondamente stupito come posizione, perché ricordo che in questa stessa aula entrambi si sono sempre dichiarati a favore dell'incenerimento dei rifiuti, e contrastando e tacciando come assolutamente assurde qualunque valutazione di impatto sulla salute di una pratica dannosa e riconosciuta dannosa come l'incenerimento dei rifiuti, che produce appunto inquinanti paragonabili a quelli che produce anche la Ferriera di Servola. Non posso che trovare quantomeno ipocrita e da campagna elettorale gli interventi a tutela della salute per quanto riguarda appunto un impianto come la Ferriera di Servola. Una delle motivazioni per cui l'area a caldo non si può toccare è ovviamente sempre stato legato al problema occupazionale, alla difesa dei posti di lavoro, eccetera, eccetera. Gli operai hanno chiesto un incontro con il responsabile della produzione dell'impianto, che è nuovo, quindi non è sicuramente persona che può essere incolpata di ciò che succede a Trieste da tanti anni, ma che è nuovo perché prima ricopriva praticamente lo stesso incarico, era il capo degli altoforni dell'Ilva di Taranto. Ora, non so se dire a questi operai state sereni che è tutto a posto, perché ovviamente chi magari non si comporta in un certo modo altrove viene anche ripreso dalla magistratura, è attualmente sotto processo per quello che è il processo dell'Ilva di Taranto e viene chiamato a fare praticamente lo stesso lavoro a Trieste, vista l'alta esperienza. Se dobbiamo dire state sereni a questi lavoratori ma anche a questi cittadini. Apprezziamo la disponibilità, ma intervenire sempre a cose fatte credo che sia più un volersi pulire la coscienza che altro. Si è detto se l'impianto inquinerà di più noi provvediamo a chiudere l'area a caldo. Questa è una promessa, non è una scelta politica? Sulla base di cosa sono state fatte quelle dichiarazioni allora? Sulla base di un qualcosa che la politica non poteva promettere? Allora vediamo chi è che gioca e chi fa campagna elettorale 365 giorni all'anno. Noi di queste cose ce ne occupiamo dal primo giorno che siamo entrati in questo Consiglio. Credo fosse l'estate del 2013 che abbiamo portato una mozione in discussione in quest'Aula. E allora, se vogliamo sempre continuare con i soliti attacchi, con le solite strumentalizzazioni, con le solite campagne elettorali, siamo liberi di farlo e, come vi ho detto spesso, noi di sicuro non ci tiriamo indietro. Se vogliamo risolvere i problemi della gente, facciamolo però in maniera seria.